Buonasera, iniziamo l'intervista con Alberto Rigo dell'Hockey Tiene, al quale giriamo subito la domanda. Allora, partita intensa, veemente, non tanto da divertirsi, anche sugli spalti un tifo tremendo, ma nessuno mollava e siamo arrivati all'ultimo secondo praticamente. Sì, penso che per il pubblico sia stato divertente, tanti cambi di fronte anche sul risultato. Per quello che riguarda noi invece siamo partiti bene, abbiamo fatto gran parte del primo tempo, un'ottima partita, poi abbiamo avuto un blackout che non deve succederci perché è quello che ci è successo per tutto il campionato e ci ha portato a perdere tanti punti in giro. Poi siamo stati bravi, ci abbiamo creduto fino in fondo, abbiamo lottato e siamo riusciti a portarla a casa. Quanto l'avete preparata in settimana? In E settimana quanto difficile è stato, soprattutto, beh, te la faccio dopo la domanda. Quanto difficile è? l'abbiamo Come l'avete preparata in settimana, lunedì abbiamo fatto un allenamento in realtà più leggero dopo la partita di domenica, poi martedì e giovedì ci siamo concentrati. In realtà l'abbiamo preparata in modo molto simile alla partita di domenica perché le due squadre avevano delle peculiarità sul tiro da fuori e ci siamo concentrati tanto su quello. Comunque abbiamo lavorato bene in settimana, nonostante la testa potesse essere diciamo, un Esattamente. po' in giro, però dai, siamo stati abbastanza concentrati. Sulla partita di oggi potevamo fare sicuramente meglio, sul 3-0 dovevamo essere più determinati, più concentrati e continuare con la determinazione iniziale. Che ci serva diciamo un po' da lezione e da prenderla come spunto per non ricommettere questo errore e fare una partita invece dal primo all'ultimo minuto con la massima concentrazione perché abbiamo dimostrato che siamo in grado di farlo e dobbiamo farlo. Allora, visto il risultato, posso farti questa domanda. Più bello vincere la Coppa Italia o più bello battere in campionato il Breganze? Vincere la Cioè, Coppa questa vittoria. Italia non è una storia. Un'emozione Ti incredibile. dico Modesto, io da piccolino andavo a vedere i palazzetti, anche da ragazzino passavo i sabati sugli Esatto. spalti e vedevo i grandi alzare le coppe. Ritrovarmi qui a alzare la coppa davanti al pubblico che c'era a Trissino che è stato uno spettacolo incredibile, perché per chi era in pista a vedere gli spalti colorati di giallo-blu è stata un'emozione incredibile e alzarla davanti a quel pubblico, davanti a tutti quei ragazzini non ha prezzo, è una delle più belle emozioni che mi ha regalato l'hockey. Bene, grazie Alberto, in bocca al lupo per le prossime gare Grazie. e grazie delle tue parole. Niente.